Mettiamoci in piedi, facciamo una preghiera em nome di Gesù. Padre, in tua presença, Signore, ti ringraziamo, ti lodiamo, ti glorifichiamo, Signore, perché tu sei fedele, tu sei amore, tu sei grande. Ti ringraziamo, Signore, per tutti. Padre, que o Signore se manifeste em meio a nós. Parla ao nosso cuore, Signore, e cambia tutti, Signore. Tutte le cose, Padre. Te pedimos em nome de Jesus e te engraciamos. Amém. Acomodate-vi. Scusa-me perché ainda estou imparando, ma piano. Adesso, fratelli, vorrei invitar la sorella Jéssica per lodare al Signore. Pace do Signore. 26. Viva Cristo, eterna riqueza, rubo escudo, arca di salvezza, la sua luce mi conduce a perfetta santità. Viva Cristo, rocca mia diletta, vera mana, verità perfetta. So sicuro che contento lui per sempre seguirò. Viva Cristo, la mia eterna sorte, mio tesoro in vita dopo morte. Mi consola la parola santa e pura del suo amor. Viva Cristo, auto mio ricetto, dai fedeli onora benedetto, Isso bene mi sostiene nelle lotte di qua giù. Viva Cristo, conduttor dei santi, in cui vivo tutti quanti, gli eletti benedetti dal eterno suo Evangelho. 502. Jesus, doce música ao meu cor. Jesus, solo tu não cambi mais. Jesus, com tuo sangue ha lavato e pecado que era dentro me. Jesus, cos'è bello amare te. Jesus, oggi sempre o mio pregar. Jesus, quando caldo tu sei lì, dolcemente miriassi tu. Jesus, tu dai cielo tornerai. Jesus, la tua chiesa rapirai. Jesus, che gran festa lo sarà, sempre insieme per l'eternità.
sempre insieme per l'eternità. Alleluia. 507. Ó Senhor, tu me salvaste, ó meu Senhor, do mundo dove vivê-lo. Quale amor me compriste com teu sangue, mi riempiste della tua vita, vida eterna tu mi hai dato, ó meu Senhor, alla croce quando moriste. Quale amor, quella croce sul Calvario, dove tu desti la vita. Fai di me un vaso nuovo, dove altri possano bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Fai di me un vaso nuovo, dove altri possano bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Alleluia. 508. Per adorarti. Quando vejo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, che intorno a me diventa ombra nella luce tua, Signore. Quando trovato la via tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore, e scopro la vera ragione perché io vivo. Per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione per cui vivo è adorarti, Signore. Per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione per cui vivo è adorarti, Signore. Quando vejo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra nella luce tua, Signore. Quando trovato la via tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore, e scopro la vera ragione perché io vivo. Per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione per cui vivo è adorarti, Signore. Per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione per cui vivo è adorarti, Signore. 526. Amore grande, profundo e sublime, questo è l'amore del mio creatore. Non c'è niente nel mondo
che possa eguagliarsi ao grande amore de mio Salvatore. Dio di amor, Dio di amor, solo sei tu, e Dio di amor, non c'è altro Dio, no, non c'è fuori di te, no, non c'è fuori di te, per me non c'è amor e solo ti ama, ti compreende, ti guarda da tutto il male che esiste nel mondo. Per questo lo adoro con anima mia, perché mi ha dato Gesù dolce calma. Dio di amor, Dio di amor, solo sei tu, e Dio di amor, non c'è altro Dio, no, non c'è fuori di te, no, non c'è fuori di te, per me non c'è amor. Amen. Glória a Dio, fratelli. Dio è buono. Amém? Hoje, fratelli, vorrei congratular-me com le donne, perché hoje è il loro giorno, no? Hoje è especial per loro. Voglio lasciarvi con un versetto. Proverbi 31, versetto 30, si dice così? 30? Dice così la parola di Dio. La grazia è ingannevole e la bellezza è cosa vana, ma la donna che teme il Signore è quella che sarà lodata. Que Dio vi benedica. Glória a Dio per tutti. Amém? Adesso vorrei invitare la sorella Milvia, che farà la poesia. Pace a tutti. Nuovo giorno. Accendesti di luce l'orizzonte e alle nubi del cuore un orlo d'oro, il giorno che passasti in mezzo a noi come un fratello ed un fedele amico. Poi fu tramonto rosso del tuo sangue e dalla croce concludesti un tempo per risorgerlo nuovo insieme a te. E fu sera e mattina, nuovo giorno, nuova realtà appena schiusa in nuce, di cui apparirà piena la luce, non solo dentro i cuori in cui hai sostato, ma finalmente in tutto il tuo creato, dopo che giungerai nella tua gloria a compimento della tua vittoria. Allora sboccerà maturo il giorno dove la morte mai farà ritorno, perché la vita sarà sempre in fiore, come tu la volesti in quel giardino, dove con te torneremo, Signore. Amen. Gloria a Dio, che ci ha preparato questa grande
cosa per il futuro. Amen. Glória a Dio, fratelli. Adesso vorrei parlare un saluto speciale perché oggi c'è tanti visitanti, come si dice? Visitatori, né? In speciale uma família que está com nós, a família de nosso fratello, anche diácono Glauco Augusto, está aqui em meio a nós, a sua mulher Sabrina, a sua filha Esther e anche Laila. Também tem, eu não sei como se diz em italiano, o babo de Laila, como Ademir, nome é Ademir. Um saluto especial per loro. Benvenuti, que Dio vi benedica. Glória a Deus pela vida de loro. Loro é uma bendição de Deus. Hoje, nosso fratello Glauco Augusto transmitirá a palavra de Deus. Estará hoje condividendo, como se diz? Condividendo com nós a palavra de Deus. Preghiamo per loro, perché, ou melhor, preghiamo per lui, perché lui bisogna di nostra preghiera. Amém? Adesso, fratelli, si farà la raccolta per le offerte. Vorrei invitare il nostro diacono Raymond per pregare. Dopo, la sorella Josiane, lode ao Signore. Amém? Pace a tutti. Preghiamo a Dio per le decime offerte che dobbiamo prendere perché abbiamo un po' di cose da gestire con la nostra Chiesa e quindi grazie Signore perché te ci dai l'opportunità di poter collaborare, di poter contribuire alla tua opera. Nessuno è obbligato a fare niente se non lo fa con il cuore. Che sia tu, Signore, a guidare tutte le persone che siamo qui dentro e che non le fai mancare niente di quello che abbiamo bisogno. E nel nome di Gesù. Pace a tutti. Vamos. Estou na garganta não muito boa. Vamos ver. Sabrina, vem. Ajuda a mim, Sabrina. Vem. Vem cantar comigo. Estou com a garganta um pouco falhando. Glória a Deus. Graças a Deus, mais uma oportunidade de estar adorando ao Senhor com toda a nossa força. Ajuda-me. Sou de harpa, Aqui, não. não? Aqui, esse, Fratelli Santo. Qual o número? 273. 273. Fratelli Santo. Aqui. Misericórdia.
Fratelli santi, andiamo avanti, uniti insieme, di fede speme, combatteremo, vittoria avremo, nel nome santo del Signore. Fratelli santi, andiamo avanti, uniti insieme, di fede speme, combatteremo, vittoria avremo, nel nome santo del Signore. Fratelli santi, noi tutti quanti abbiamo il zelo dell'Evangelio, o combattiamo, avanti andiamo, nel nome santo del Signore. Fratelli santi, andiamo avanti, uniti insieme, di fede speme, combatteremo, vittoria avremo, nel nome santo del Signore. Fratelli santi, con inni canti vogliamo lodare e ringraziare il Creatore con tutto il cuore, nel nome santo del Signore. Fratelli santi, andiamo avanti, uniti insieme, di fede speme, combatteremo, vittoria avremo, nel nome santo del Signore. Grazie. Grazie a tutti. Glória a Dio, fratelli. Un saluto anche per questo due ragazzi. Non lo so, Frederico e Pietro. Amém. Que Dio vi benedica. Glória a Deus pela sua vita. Amém. Glória a Dio. Adesso, fratelli, si farà la preghiera per le bambine, per la classe Felice. Vieni qua. C'è oggi classe Felice o no? Amém. Vieni qua. Venite. Venite. Vorrei invitare la sorella Laila per pregare per loro. Vieni. Tu parla meglio che io. Glória a Dio. Qui con noi, puro come respiro, sicuro come sole non delle mattino. Filha, não tinha paura. uma frase. Deus vai entender. Senhor, abençoa essas crianças, que nenhum mal as atinja e que elas consigam seguir o caminho que o Senhor deseja a elas. Amém.
Glória a Dio. Adesso, fratelli, sarà o momento della parola, amém? Vorrei invitar nosso diácono Glauco Augusto. Lui estará portando a parola de Dio. Mettiamoci in piedi. Preghiamo per lui. Vorrei invitare nostro fratello Jonathan per pregare per lui. Amém? Pace, preghiamo per il nostro fratello. Signore Padre, te chiediamo per il tuo servo, Signore, che sia edificazione alla tua Chiesa, Padre. Tutte le parole che escano dalla sua bocca, Signore, siano trasmesse da te, Signore. Vengano da te, Signore. Che il tuo Spirito, Signore, reagisca, Signore, dentro di lui. Che porti, Signore, frutto, Signore, attraverso la tua parola. Questo te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete accomodarvi, per favore. Pace di Cristo Signore, pace a tutti. Sono molto contenti di essere qui nella casa del Signore, in questa amata chiesa. Per poter trasmettere, no, la parola di Dio. Lo so che è un compito molto importante di trasmettere un messaggio di Dio. Dobbiamo avere sempre tremore e temore do Signore quando noi veniamo in questo luogo, in questa posizione, perché questa parola non è nostra, no? È la parola di Dio. E è Dio che ministra sul mio cuore per trasmettere per voi. E che il Signore possa fare quelli che Lui vuole fare in questa sera. Prima di parlare della parola di Dio, voleva, con permesso di Thales, no? Lodare una canzone. Io e Esther, la mia figlia, abbiamo organizzato questa canzone insieme per lodare il nome di Dio in questa sera. Vieni, Esther. Amém. Aspettiamo a sonoplastica.
Estou aqui, Senhor, porque eu quero ouvir tua voz, Senhor. Tua voz, Senhor. Ó Deus, minha vida te entrego para te servir. Aleluia, Senhor, eu quero ser mais de ti. Sono qui, Signore, perché voglio ascoltare tua voce, Signore, tua voce, Signore. Oh Dio, consegno la mia vita per ti servir. Alleluia, Signore, voglio essere più di te. Sia per sorride, Padre mio, oh per piangere eu so, chi sono io, Signore, chi sono io, Signore. Io so, non so nulla senza il teu Spirito Santo in me. Sì, lo so, non so nulla senza il teu Spirito in me. Glória a Deus. Hoje aqui me ponho no teu altar. Hoje aqui eu quero me consagrar. Oh meu Senhor, reconheço que não sou meu ossi. Toma o meu coração, quebranta-me. Quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui. Quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui. Hoje qui mi pongo sul teu altare. Hoje qui voglio consagrar-me. Oh meu Signore, riconosco che non so mio sì. Prendi o meu cuore e spessami. Voglio sordirti, Signore, eccomi qui. Voglio sordirti, Signore, eccomi qui. Di questo mondo di te va. Usa-me, Senhor. Aleluia, amém. Amém, obrigado. Amém. Pode sentar lá comigo. Grazie al Signore per questa opportunità che io e Esther possiamo apresentare al Signore questa lode, che il nome del Signore continua a essere glorificato in questa sera. Fratelli, questa settimana o presbítero Thales mi ha dato fatto questo invito, 2 settimane fa, il presbítero Thales mi ha fatto questo invito e io ho parlato con lui che in 2 giorni dava la risposta, no? E io per la fede che ho, eu sempre chiedo ao Signore prima per parlare da sua parola, no? Perché questa parola non è mia, ma è do Signore. In questa settimana, questa ultima settimana, Dio mi ha dato un tema
E questo tema io ho pregato e Dio mi ha fatto vedere, mi ha dato dei sogni, no? Dato dei sogni su alcune cose. E ancora io non stavo capendo bene, dopo Dio mi ha dato veramente la frase, o tema, per parlare in questa sera. È un tema un po', come posso parlare, è un tema un po' magari nuovo per alcuni, magari non so se voi avete già sentito di questa storia che dice in Secondo Re, capitolo 5, però noi possiamo imparare e crescere in qualcosa di nuovo. Magari quelli che conosci sarà un'edificazione, quelli che non conosci sarà anche un rafforzamento, no? Spirituale e un risveglio do Signore. Chiederò sempre al Signore per riversare su di noi la sua benedizione in questi tempi. Prima di predicare voglio fare una preghiera di ringraziamento al Signore per ringraziare per la vostra vita, per questi giorni speciali, anche per questa chiesa, anche per in questi momenti che noi siamo qui insieme. Grazie Signore di aver sostenuto questa chiesa, di aver sostenuto padri e fratelli, sia spiritualmente sia fisicamente. Que o Senhor possa continuar benedindo, Padre, que não venga a mancare nulla, porque Tu sei o nosso bom pastor. Prendi cura di ogni cosa sulla nostra vita. Prendi cura, Signore, su ogni minimo detalhe. Grazie perché noi possiamo, Signore, mangiare, possiamo avere un tetto, possiamo avere, Signore, vestiti, possiamo avere acqua, o ar che respiriamo. Ti ringraziamo, Padre, perché tutto viene da Te. Noi dipendiamo do Signore. Que ogni situazione que nós abbiamo, nós sappiamo que está na Tua mano potente, perché Tu sei fedele e Tu sei buono con noi, Padre. Grazie perché anche no momento di afflizione, Tu sei presente na nostra vita. Vogliamo riposare na Tua provvidenza in questa sera. Vogliamo riposare nella Tua provvidenza, perché noi siamo fiduciosi che Tu, Padre, darà per noi non quelli che noi abbiamo bisogno, ma darà quelli che è necessario per il nostro quotidiano, per questa sera. Padre, riversa su di noi la Tua benedizione. E siamo grati, Padre, nós somos gratos, perché Tu sei quello che nos sostiene e sta sempre vicino a noi per aiutare. Benedici, Padre, questo culto, questa parola, che possa trovare posto questa parola in questa sera, che la Tua potenza, che il Tuo Spirito Santo revista, faça visita in questa sera, in ogni cuore, in nome di Gesù. Amém. Facciamo uma leitura do tema em Lucas, capítulo 4, versículo 27. E dopo facciamo uma leitura de Secondo Rei, capítulo 5. Prima facciamo uma leitura Lucas, capítulo 4, versículo 27. Amém? C'era muito leprosi in Israele ao tempo del profeta Eliseu, ma nessuno di loro fu risanato sino Naamã il Sirio. Lucas 4, versículo 27. Facciamo uma leitura agora no Secondo Re, capítulo 5. Dice così a parola di Dio. Naamã, capo do exército do rei da Síria, era um homem tenuto de grande estima e honor e preço ao seu Senhor, perché per mezzo di lui o Senhor aveva reso vitória la Síria. Ma questo homem forte e corajoso era leproso. Alcune bande di Síria e di loro incursioni aveva portato prigionieri dai paesi di Israele.
uma ragazza che era passata dei serviço della moglie di Naamã. La ragazza disse alla padrona: "Oh, meu signore, potessi presentar-se ao profeta que está a Samaria, e ele lo libererebbe della sua lepra." Naamã andò ao Signore e se referiu le cose dicendo: "Quella ragazza di paese di Israele ha detto così e così." E o rei della Síria disse: "E va bene." E mandaram a lettera ao rei de Israel. Ele dunque partì, prese 10 talentos de argento, 6.000 ciclos de ouro, 10 câmbios de vestiário, e portou ao rei de Israel a lettera que diceva: "Quando questa lettera sarà giunta, saprai que te mando Naamã, meu servitore, perché tu guarisca della tua lepra." Apenas o rei de Israel lesse a lettera, stracciò-lhe vestito e disse: "Io sono fosse Dio, com potere de far morire e vivere e constituído que me queira de guarire um homem della lepra?" E coisa certa é evidente que ele cerca preste contra de me. Quanto Eliseu, homem de Dio, udì que o rei era stracciato le vesti, lhe mandou a dire: "Perché sei stracciato le vesti? Questo homem venga pure da me e vedrà que c'è profeta in Israele." Naamã, dunque, venne com seus cavalos e seus carros e se firmou alla porta da casa de Eliseu. E Eliseu lhe enviou um mensageiro a dir-lhe: "Vá, lava-te 7 voltas no Jordão. La tua carne tornará sana e tu serás puro." Amém? Glória a Deus. Aqui nós possamos confrontar a história no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Em Lucas 4, capítulo 4, versículo 27, nós abbiamo letto, no, per primo, que parla da história de Naamã, o tempo do profeta Eliseu, que lui è stato curato. E nella Bibbia ci sono ancora altri episodi, altri racconti, che parla anche di persone che sono curate, che sono libere, no, di questa malattia. Anche in Lucas capitolo 17 parla di 10 leprosi che Gesù ha guarito e solo uno è tornato per ringraziare. Anche in Marco 8 parla do leproso della Galileia, e Marco 1 e Lucas 5 che parla anche di leprosi che Gesù guarite istantaneamente con un tocco. E nella Bibbia, questi sono racconti do Novo Testamento que sono scritti. E no Velho Testamento noi abbiamo la storia di Naamã e abbiamo anche la storia di Miriam, dove Miriam, per causa da desobediência, è stata guarita dalla intercessione di Mosè anche della lepra. E perché volevo parlare di questa cosa? Perché Gesù ha interagido com que lui ha insegnato a noi in questi, che voleva parlare Gesù per noi. Veramente in quel periodo di tempo existia questa in Levitico existia essa legge che doveva allontanare quelli che era leproso. E in quel periodo Gesù, quando è arrivato, ha fatto una grande rivoluzione e ha dimostrato a sua compassione, il suo amore, e in quel periodo aquele simbolo, aquela barreira sociale che aveva, lui ha dimostrato che sarebbe un momento nuovo, ok? Che Dio ha restaurato questa persona per un proposito, per dimostrare ao mundo che lui poteva guarire e poteva fare ritornare ao mundo sociale e anche o mundo
fisico e anche spirituale, perché Gesù, quando è guarito il leproso, non era solo una guarigione fisica, ma anche spirituale, anche sociale. E lui ha restaurato un ambito spirituale, fisico e anche sociale in quel periodo. Raccontando la storia di Naaman, questo sarebbe un punto principale. Naaman, in quel periodo, Naaman, in quel tempo, lui era un uomo molto importante. Aveva un status di molto potere. Lui, come comandante do esercito della Siria, lui aveva tutto il suo status, sua importância, seu potere in quel periodo, per qua noi stiamo parlando questa sera di lui, della sua storia, do momento que lui ha avuto um encontro particular, um encontro com Dio, não? Dio voleva ensinar a lui tante cose. Una delle cose che lui ancora non aveva conosciuto questo Dio meraviglioso, ma Dio ha fatto con lui un grande miracolo, ha dato un'opportunità a lui unica. E perché parliamo di Naaman? Naaman é um homem treinado, um homem que com consciência de guerra, consciência de batalha, um homem que conhece estratégia militar, um homem que herói de guerra. Però lui aveva tutta questa storia, aveva tutta questa importância, ma lui, quando tornava a casa, quando lui tornava a sua famiglia, lui doveva despire, doveva togliere la sua armadura, o seu elmo, a sua espada, doveva lasciare tutta la sua importância militare e lui tornava a sua realtà. Che sotto la sua armadura existe um homem que aveva uma malattia, um homem que aveva uma ferita, cicatrice, aveva qualcosa que solo la famiglia, quelli che lavorava con lui, sapeva, perché lui certamente aveva raccontato pela sua casa, pela sua famiglia, questa storia que não estava bem de saúde. Mas questa storia, lui ha chiesto favore anche ao re. Lui ha chiesto favore anche ao re per scrivere una lettera chiedendo la sua guarigione. Ma confrontiamo a nostra vita. Quanto di noi abbiamo ben vestiti, abbiamo una laurea, siamo belli, siamo vestiti eleganti, abbiamo abiti italiani, abbiamo estilo, somos visualmente, externamente, estamos sorridendo, estamos contentes, estamos bem, estamos fazendo o nosso lavoro, estamos uniti, mas não sappiamo veramente que cosa c'è dentro di questa armadura, dentro quando tu torni a casa, quando tu vai a dormire, quando entri na tua camera, solo o Signore conosce la vostra storia. E in questi momento, ti voglio che tu parli con Dio. Parle com Dio, porque Dio ti ascolta, Dio ti conosce. È Lui che può guarire sia trauma familiare, è Lui che può guarire malattia, ferite, è Lui che può fare miracolo, perché Dio conosce,
perché o occhio nostro noi non possiamo, noi non siamo riusciti, noi non riusciamo a arrivare, ma Dio vai a Dio è molto potente, perché Dio conosce non solo visualmente, ma intimamente. Dio conosce o nostro intimo, o nostro cuore, perché Lui lo sa che in questo momento, se noi lasciamo la nostra vanità, noi lasciamo il nostro orgoglio, noi lasciamo tutto nella mano di Dio, Dio può fare uma cosa nova. Amém? In questo momento lui ha chiesto aiuto do re perché una criada, lui aveva preso una ragazza di Israele e quella ragazza ha parlato do profeta Eliseu. No versetto 3, la ragazza disse a sua padrona, a serva da mulher de Naamã, a disse, se potesse apresentar o profeta que está a Samaria, ele sarebbe libero della sua lepra. In quel momento, Dio com tramite questa ragazza, que nella Bibbia non si parla o nome di questa ragazza, non dice o nome, non dice, non sappiamo la storia, non sappiamo quem è questa ragazza, ma quella ragazza che era in cattiverio, che era stata presa di Israele e portata via, lei poteva agire di un modo totalmente diverso, perché lei era in prigione, lei era cattiva. No? Lei, invece di pagare un male, lei ha fatto bene e ha dato quella parola per aiutare o seu servo e la sua serva. No? In quel momento, lei ha fatto un servizio per quella mensagem. Era arrivato a Naamã e Naamã ha fatto questo aiuto per o re della Siria per scrivere quella lettera. Noi non sappiamo la storia di quella ragazza, ma sappiamo che lei ha dato una parola che ha fatto cambiare tutta la storia di Naamã. Noi sappiamo che Naamã, in pochi mesi, ou 6 mesi, ou um ano, no máximo 2 anni, lui aveva i giorni già contati, no? Perché chi ha la malattia, no? Della lepra, ci sono i stagi, no? Il primo estágio, il secondo estágio, e sicuramente lui non aveva più speranza. Non aveva più speranza perché in quella città era maledito quelli che avevano la lepra e c'era 10 chilometri dalla città un posto dove si portava tutti che avevano la lepra. E certamente lui era protetto, però per un certo momento. Ma quella ragazza ha dato una parola che ha fatto cambiare la vita. Ti volevo chiedere una cosa. Quante ragazza o ragazzo piccolo ha dato una parola per me e per te e ha cambiato la nostra vita? Io, quando era giovane, ho ricevuto tante mensaggi di Dio tramite bambino, tante mensaggi di Dio tramite bambini piccoli, no? E Dio está parlando com nós, sia com i nostri figli, sia com i nostri fratelli, bambini, perché Dio usa anche i ragazzi e ragazze per parlare con noi. Io sono stato anche frutto del dipartimento infantile della Chiesa, no? Che io da piccolo
sono stato in chiesa e ho avuto opportunità di avere un rapporto, di avere una conoscenza con Dio. Ma perché volevo parlare di questa storia? Perché magari Dio può usare un amico, magari Dio può usare un adulto, può usare un collega di lavoro, magari Dio può usare un vicino per parlare una parola per te e per me. Perché a parola di Dio non torna vazia, volta. Quando noi parliamo la parola di Dio trova un posto nel nostro cuore e germina. Perché a parola di Dio è vita. A parola di Dio cambia. A parola di Dio muda la nostra direzione. Perché no momento che noi ascoltiamo, noi leggiamo. Io, quando era giovane, io chiedevo sempre a Dio, Dio, parla con me tramite la macchina. E io guardava la macchina quando andava a escola e un bramo da parola di Dio nella macchina. Dio parlava con me. E io mi rallegrava, no? Perché Dio, ogni settimana que eu parlava com Deus, Deus manda uma parola per me. E passava la macchina com um bramo da parola di Dio. Perché Dio c'è il suo modo di parlare con ognuno. Dio c'è il suo modo, perché Dio può usare la macchina, Dio può usare un aereo, Dio può usare un amico, Dio può usare un bambino, perché Dio vuole parlare con me e con te. Perché Dio vuole relazionare, avere un rapporto con me e con te per guarire la nostra anima, guarire il nostro cuore, guarire. Magari è una cosa che non può avere guarigione, ma Dio può guarire, perché il nostro Dio è il Dio di impossibile. In quel tempo non esistia medicina, non esistia ospedale moderno che abbiamo adesso, tipo di farmaco, specialista per curare la malattia della pelle. Ma in questi tempi si sono sviluppato molta tecnologia e noi abbiamo tanto aiuto quando abbiamo bisogno di dottori, di specialisti, ma io sto dicendo qui che il nostro Dio voglia fare qualcosa di più per me e per te. In quel momento lì, Dio ha inviato un messaggero do profeta, dicendo que lui doveva andare no fiume Giordano e tuffare 7 volte, 7 tuffo no Giordano, 7 immersioni. E Naamã não aveva capito. Perché? Perché lui pensava que se o profeta metesse la mano, alçasse la mano, fizesse uma pregueira, benedisse lui seria guarito. E lui aveva la mentalità di portare regali, beni. Lui portava prata, ouro, vestiti pregiati, no? Lui portava tutta la sua comitiva, ma pensa che lui ha fatto un viaggio dalla Siria per Israele di 200 chilometri. Uma visita ufficiale, lui ha fatto 200 km, minimo 2 o 3 giorni, lui di viaggio, per trovare il profeta Eliseo, perché lui aveva sentito che lui poteva curare, un uomo di Dio poteva curare lui. Pensa che lui doveva andare al fiume Giordano, che il fiume Giordano era circa 50 km dove lui era, in Samaria. Lui doveva fare ancora un secondo viaggio per poter avere la guarigione, la sua provvidenza. Ma lui aveva confrontato o mensaggero, perché lui non diceva no, ma c'è un fiume, no versetto
leggo qui il versetto dove lui confronta. O filme Damasco, Abana e Pafá. Lui confrontava, lui voleva andare a un filme più bello, più vicino, un filme più tranquillo che lui poteva stare dove lui era abituato a andare. Ma o profeta ha mandato lui per Giordano, dove era 400 chilometri sotto o mare, no? Che era un fiume in discesa. E Dio voleva insegnare a lui che non era nella strada che lui voleva fare, e non era do modo che lui voleva fare, e non era no filme che lui voleva andare. Dio stava ensinando a lui che era nella strada di Dio, dove Dio ha direzionato. In quella strada era un filme che non era un filme così bello come lui voleva, non era così pulito come lui voleva, ma Dio aveva dato la ordine. In quel momento lì, lui ha resistito, non voleva andare. Ma Dio ha dato un'ultima opportunità a lui. Quella parola è stata lanciata, quella parola è stata detta. I suoi servi ha convinto lui a andare direttamente lì a quel fiume Giordano. In quel momento, quando lui ha dato 7 immersioni, lui ha ricevuto la guarigione. In quella guarigione è a guarigione che Dio aveva liberato sulla sua vita, ma lui ha avuto resistenza. Lui, in quel primo momento, lui non credeva che era in quel modo. Lui voleva avere a benedizione del profeta, lui voleva andare a altra strada, ma Dio aveva dato un percorso. Dio aveva dato un percorso per lui, perché nella nostra vita è così. Dio sempre permette un percorso per una crescita e per una guarigione. Dio permette un percorso perché non per la nostra crescita, non per la nostra crescita umana, ma per una crescita spirituale, perché se noi guardiamo pelo occhio spirituale era veramente impossibile, ma con occhio spirituale Dio ha dato a lui una nuova esperienza e veramente lui ha avuto uma esperienza con Dio. E lui ha riconosciuto che Dio aveva fatto un miracolo sulla sua vita e tutta la sua casa, tutti i suoi servi ha visto che quell'uomo ha ricevuto quella guarigione che era veramente una cosa che non esisteva in quel tempo. In questa sera io ti voglio portare a questo vero Gesù, questo Gesù che ancora sta bussando la vostra porta, perché lui non vuole entrare nella vostra casa spirituale, lui non vuole entrare senza il tuo permesso, lui vuole entrare no salotto, lui vuole entrare nella vostra camera, lui vuole stare nella vostra cucina, lui non vuole stare solo no salotto a guardare o aspettare voi, lui vuole entrare in tutta la vostra casa, perché lui è interessato non solo un peso di Thales, non solo un peso di Laila, lui è interessato in tutta la vostra casa, in tutta la vostra vita, perché lui è un padre che vuole avere un rapporto, vuole avere un'amicizia, vuole stare con te e ogni momento, ogni situazione che tu dici è impossibile, è un momento che Dio vuole fare un miracolo nella vostra vita, perché il Dio che noi crediamo, il Dio che noi serviamo, è un Dio che può cambiare non solo la vostra storia, ma può cambiare anche il vostro momento attuale.
Se é uma dor física, Dio può guarire. Se é uma dor nella alma, Dio può guarire. Se é uma dor dentro della sua óssea, Dio può guarire. Se é um problema que o médico ha detto que é impossível, Dio può guarire, perché o Dio che noi serviamo è un Dio potente e forte, che può fare cosa meravigliosa, come ha fatto nella vita di Naamã. Però Naamã, lui non conosceva a potência di questo Dio, e è conosciuto che Dio ha fatto una cosa nuova e ha cambiato la sua storia, a sua casa, a sua generazione, e lui veramente ha dovuto lasciare tutto il suo orgoglio, tutta la sua vanità, tutto il suo titolo per avere questo rapporto, questa esperienza con Dio, perché non è per la nostra forza, non è con il nostro braccio che noi possiamo conquistare le cose con Dio, è con umiltà, è con mansitudine, è con aspettando ao Signore, aspettando o Signore com paciência, com calma, perché a mano di Dio è su questa chiesa per benedire, perché la benedizione di Dio è su questo luogo. Noi dobbiamo stare sempre no centro della volontà di Dio. Ogni tanto noi vogliamo andare a sinistra e Dio, no, non è a sinistra, è a destra, perché la direzione di Dio porta pace, porta gioia. A direzione di Dio porta pace no nostro cuore, porta gioia, perché o mundo vuole portare noi in un posto che non è il nostro posto, ma Gesù vuole portare noi no cielo, no mundo che nessuno capisce, ma noi abbiamo un occhio spirituale, dobbiamo stare attenti, perché Dio ha preparato e sta nos aspettando in quelle morada celestiale, na nostra casa celestiale, perché la nostra casa qui hoje è temporária. Nós estamos em preparação para um giorno que Lui tornerà. Nós estamos em preparação que Lui tornerà a prendere la chiesa. E nós somos a chiesa, que nós possamos estar atentos, porque Dio está falando com nós. Apriamo nosso cuore, lasciamo Dio lavorare in nostra vita, e que Lui faccia la sua volontà, não a nostra, perché in un sétimo tuffo è il tuffo do miracolo, da vittoria, e que questa sera tu esci di qui di un modo diverso, non lo stesso modo che tu sei entrato, ma com gioia e com alegria no teu cuore e no teu espírito, que Jesus può cambiare questa storia. E eu, como profeta do Senhor em questa terra, eu ministro la benedizione di Dio sulla tua salute, sulla tua vista, sulla tua ossa. Eu ministro, aleluia, que questa sera tu dormirai in pace, tu averá, aleluia, tu averá força per fare quello che tu non poteva fare. Como ministro do Senhor, tu novamente fará quella cosa che tu faceva prima. Aleluia. Não só per quem é questa parola, ma Dio está dizendo que fará coisa nova. Dio guarirà, Dio restaurarà e darà força per tutti quelli che sta chiedendo adesso in preghiera, perché Dio farà cosa meravigliosa in mezzo a noi, perché Dio farà cosa meravigliosa che in un paio di giorni verrà qualcuno che testimoniare che Dio ha guarito, che Dio ha visitato quel luogo, che Dio è entrato in quella causa, che Dio ha restaurato la salute, che Dio ha fatto uma coisa nova, no nome de Jesus, porque è stato lasciato com uma parola profética, não a parola minha, mas a parola di Dio, perché noi parliamo qui uma coisa vera, que Dio ancora faz miracoli, no nome de Jesus. Non lo so se questi due giovani já conosce Jesus. Conosce Jesus? Anche lui conosce Jesus? Questa sera tu scrivi che questa sera Dio parlerà con voi di modo diverso, perché Dio vuole fare un miracolo nella vostra vita, vuole fare voi due di predicatori della parola di Dio, per predicare, evangelizzare la parola di Dio, come un ministro do Senhor, perché voi state scelti no grembo
della vostra mano. E Dio vuole usare la vostra vita dove tu non pensa, perché Dio ha preparato una cosa speciale per te. Tu non sei venuto qui perché qualcuno ti ha invitato, perché è stato lo Spirito Santo do Signore che ti ha portato qui, perché tu è un scelto di Dio per fare una opera in questa terra. E tu, in questi giorni, tu vedrai la mano do Signore cambiando 360 gradi la tua vita, così dice il Signore. E ti ringrazio l'opportunità, ringrazio questa chiesa, ringrazio il pastore John Vitor, ringrazio il presbitero Thales per la fiducia e grazie per ricevere la mia famiglia, la mia casa in questo luogo, che è un luogo di benedizione. Amen. Glória a Dio, Dio é buono, buona é questa parola, não? Eu fico... é porque eu não lo so expressare aquilo que estou pensando em questo momento, mas Dio lo sa, uma coisa parlo, io imparei, como se diz? Io ho imparato molto hoje, perché Dio parla in piccole cose. La parola è molto profunda, perché Dio parlò molto ao meu cuore questa sera. Credo che Dio anche ha parlato con te. Pastore João é arrivato, está aqui com nós. Vorrei invitá-lo para continuar o culto, va bene? Grazie, la grazia di Dio ci basta. Grazie, la grazia ho trovato in Gesù. Ancora? Grazie, la grazia di Dio ci basta. Grazie, la grazia ho trovato in Gesù. Glória a Dio. Pace a tutti. Che meraviglia poter essere qui. Vi chiedo scusa perché sono arrivato tardi, ma sono di carne e ossa e a volte mi accorgo così. Certamente Anna Maria mi ha chiamato, ma io ero al terzo cielo. No? Allora colpa tua. Ma quando ho aperto l'occhio ho detto non ci credo che sono qui. E ero disperato. Priscilla mi vede, ho detto no, stai qua, io vado via subito. Però lo Spirito si comunica di diversi modi, veramente, non fratelli? Lo Spirito Santo si comunica di diversi modi. Oggi il Vangelo, io prego sempre per i miei fratelli cattolici che loro possano arrivare alla parola dal Signore. Tutti noi abbiamo bisogno di cercare il profondo. Oggi il Vangelo di Giovanni 4, quando parla della donna samaritana, che parla di compassione, no? E vedete come il Signore si comunica di diversi modi, in diversi luoghi. E Glauco parlava proprio di Samaria, di un lebbroso, e che Gesù, essendo compassionevole, ha raggiunto tutti, è arrivato a tutti per fare la sua opera salvifica. E nel Vangelo di Giovanni 4 dice che i farisei erano lì, che lui si sentiva oppresso per via loro, e Gesù doveva andare in Galilea. Ha detto andiamo in Galilea, la Galilea dei Gentili, e per andare in Galilea doveva passare
in Samaria. Non aveva bisogno di passare, ma ha voluto passare. E quando Gesù va fino lì a quel poço, che era un poço di Giacobbe, non so se ricordiamo la storia di Sichem, a Sichem dove è stato quel combattimento, quella guerra, ma Giacobbe lì aveva scavato un poço, eredo un altare e una tenda, e lì il Signore ha lasciato una fonte dove quella gente beveva di quella fonte, la fonte che un ebreo aveva scavato, ma che loro erano in guerra per via della divisione del regno del nord e del sud. E vedete come il Signore parla, si comunica con la sua Chiesa, con il suo popolo, dicendo che la sua compassione continua, dicendo che Lui vuole ancora raggiungere cuori lontani, che non esiste barriere, che non esistono barriere che possano dividere o impedire la sua grazia. La grazia di Dio raggiunge tutti. Basta, fratelli, aprire i cuori, come abbiamo sentito stasera nella sua parola, aprire i cuori, anche se le cose sembrano più facili, vicino, o siamo già abituati a quel modo di vita, come loro erano già abituati. La Samaritana ormai era già abituata a quella vita che aveva. E ora sesta, era mezzogiorno, loro due si sono trovati al poço e Gesù aveva un messaggio di cambiamento, di trasformazione per quella vita, perché Gesù è straordinario, Lui non è come noi. Magari se fosse qualsiasi altro, anche un discepolo, quando vedesse una donna samaritana si allontanava subito, è vero o no? Ma Gesù è rimasto e lì ha parlato con lei, quindi è andato oltre. Il Signore ci chiama ad andare oltre. Non possiamo rimanere fermi, perché Lui è una fonte che ci trasforma in fonti, e questa fonte, la parola dice, che sgorga per la vita eterna. È Gesù questa fonte che è in noi. Quindi questa grazia, questa compassione c'è ancora, e Lui desidera, vuole che tutti siano salvati. Sembra un messaggio, quando mi vedete così, ci sono tanti pastori che cambiano vesti per farsi bassi o per essere a livello delle altre persone, ma non sono i vestiti che ci mettono sopra o sotto, non è la posizione, non è uno che sa parlare meglio, un altro che sa parlare un po' meno. Comunque non esiste differenza fra noi quando c'è Gesù. Gesù ci unisce, ci mette in linea. Stamattina ero a Firenze e parlavo proprio che Paolo era lì a predicare ai giudei, e nel suo secondo viaggio missionario, quando lui era in sinagoga di sabato parlando la parola, loro hanno rifiutato, sono induriti alla parola, ma quella durezza è stata utile, è stata buona per Paolo, perché mentre lui trovava durezza da una parte, trovava amplitudini da un'altra, perché la grazia di Dio è sparsa per tutta la terra, e quando lui non trovava spazio lì, ha trovato spazio nei cuori dei pagani che hanno accolto la parola del Signore e sono stati salvati, liberati e aggiunti nel progetto di Dio. Quindi, fratelli, non ci arrendiamo ai problemi né alle difficoltà, perché i problemi e le difficoltà sono soltanto come un soldato che tira dietro la freccia per lanciarla. Quindi questi problemi sono soltanto come modo di Dio tirarti indietro per lanciarti più avanti, perché Lui vuole che noi camminiamo, avanziamo e arriviamo fino alla fine. Amen? Gloria a Dio. Quindi che possiamo lodare questo Dio meraviglioso, che ha incluso in quel momento anche una donna. Oggi è la festa della donna e Gesù ha buttato per terra un grande muro in quel momento di divisione, perché nella divisione fra i regni
del nord e del sud, i samaritani hanno costruito anche un tempio fra Gerazim e Ebral, e quindi lì loro sacrificavano e facevano tutto il suo culto, e per questo lei ha detto: ma non è a Gerusalemme che si adora? Capito? Quando lei ha detto non è a Gerusalemme il luogo santo dove si adora, perché c'era questa divisione, ma loro senza poter arrivare, oltrepassare i limiti, dovevano rimanere fin lì, e hanno cambiato quel posto in un posto di adorazione al Signore. E lei, senza sapere con chi parlava, è rimasta sorpresa, perché era la parola, era il Signore, era il Dio di Giacobbe che parlava con lei in quel momento. Quindi metanoia, che possiamo cercare di conoscerlo, perché Lui è pronto a rivelarsi a noi. Alleluia. Quindi auguri alle donne che il Signore ha incluso nel suo ministero, nel suo regno, nel suo proposito. Io dico sempre, noi uomini abbiamo molto da imparare dalle donne, e la forza, la perseveranza, perché noi siamo più, diciamo, propizi a smettere, a mollare, invece loro sono più perseveranti, è vero o no? Oh, c'è una proprio forte qua, vedi? Quindi lodiamo al Signore, perché ci sono queste donne di fede di Dio che si impegnano e che continuano facendo la volontà del Signore e servendo il Signore, ma che ognuno possa occupare il suo spazio, che ognuno possa servire al Signore come ha proposto nel suo cuore e con tutta la sua vita. Amen. Vorrei dire ai fratelli, porto anche saluto dai fratelli di Belluno. Eravamo questo fine di settimana a Belluno con la chiesa là, è stato un fine di settimana molto meraviglioso. Di tutto mi è rimasto un incontro con un marocchino, Yasin, e questo Yasin è padre di un figliolo, cioè un bambino neonato, sua moglie era lì anche, e lui da 16 anni è in Italia. E così parlavamo, io ho detto la parola a lui, mentre parlavamo lui era interessato a sentire la parola, e ha detto: io sto facendo Ramadan. Ho detto: sì, tu stai facendo Ramadan. E ho cominciato a parlare del digiuno, ho cominciato a parlare della preghiera, e io ho detto: a chi tu preghi? E lui diceva: io prego a Dio, a Allah. E io ho cominciato: sì, ma sai che lui ti ascolta? Sai che lui ti ascolta? Sai dire se lui ti ascolta? E lui diceva: io prego, non so se lui mi ascolta, non so. Io dico: quale esperienza tu hai con Dio? E ho cominciato a parlare. Abbiamo parlato 35 minuti di orologio. E questa è stata la mia grande opportunità di questo fine di settimana. In chiesa è stato bello, ma ho parlato ai credenti. E come sono un missionario appassionato per le anime, quindi quei 35 minuti è valsa tutto il viaggio per me. E è rimasto un grande seme nel cuore di quello Yasin. Io ho detto a lui: tornerò per trovarti. E lui: sì, mi fa piacere. Quando ho detto a lui che era un pastore, lui: un pastore? Ho detto: sì. Tu hai Ima. No, lui, quando ho detto tu hai Ima, lui... Ossia, ho capito che non seguiva l'Ima. E ho detto: io sono un pastore. Ah, e mi guardava. Ho detto: ma perché mi guarda? È perché i pastori si vestono diversamente. Ho detto: sì, noi siamo umani uguali, perché il ministero pastorale è soltanto un impegno terreno. I fratelli invece è impegno eterno. Saremo sempre fratelli, è vero o no? In cielo saremo fratelli o no? Ma qui sono pastore, là non sarò pastore. Meno male. Che Dio ci benedica, e pregate per la chiesa a Belluno e in tutta l'Italia, perché il Signore possa continuare benedicendo la sua opera. Sono stato anche settimana scorsa a Rimini, è stato un bellissimo incontro con i pastori d'Italia, e il Signore ha parlato tanto ai nostri cuori, anche
alle persone che erano lì presenti. Veramente è stato un incontro meraviglioso della parte del Signore. Continuiamo pregando per questo risveglio spirituale. Infatti, il 20 marzo noi avremo una veglia di preghiera a Firenze con i giovani. I giovani stanno organizzando questa veglia di preghiera, non ho fissato io, loro mi hanno cercato, hanno detto: pastore, vogliamo fare una veglia di preghiera, cercando il risveglio spirituale, cercando la presenza del Signore, santificazione, potenza dello Spirito Santo. Ho detto amen. Ci sarò, se Dio vorrà, ci sarò anche con loro e vorrei invitare anche la Chiesa a partecipare, a spingere anche loro, perché se andiamo saremo di incoraggiamento a loro. Amen? Quindi sarà dalle 22 alle 5 del mattino, tutta una notte nella presenza del Signore di preghiera, e siete tutti invitati. Federico, piacere, una gioia vederti qua. Hai portato tuo cugino? Come si chiama? Pietro. Benvenuto Pietro, un grande piacere anche conoscerti, e che il Signore benedica. Felice di vedere Laila e tanti altri che sono qui stasera. Gloria a Dio. E vorrei anche ricordarvi che il 1° maggio noi avremo il nostro raduno nazionale. È un evento molto importante per noi, perché è una giornata con la parola di Dio. E noi parleremo di temi importanti della parola di Dio, della Chiesa primitiva, contemporanea, moderna, e cosa ci aspetta. Quindi pastore Renato ci parlerà anche di scatologia biblica, cosa ci aspetta, e avremo bisogno di ascoltare la parola di Dio in quel giorno. Quest'anno noi faremo diversi incontri con la parola, perché questa Chiesa ama la parola, e è la differenza nella vita dei credenti, amare la parola di Dio. E quanto più amiamo la parola, più la leggiamo, e quanto più la leggiamo, più la amiamo. Amen? Quindi siete invitati a iscriversi per questa giornata che comincerà nel giorno 1° maggio alle 2 di pomeriggio, e faremo tutto un pomeriggio, e la sera sarà la chiusura con la conferenza delle donne, perché vogliamo includere anche le donne, perché prima non potevano loro studiare la parola, è vero o no? Nel principio ascoltavano, ma non potevano adoprare i manoscritti biblici, perché era riservati solo agli uomini. Però partecipavano, sentivano, ma non avevano i diritti come gli uomini. E quindi avremo nello stesso giorno, nella sera, una conferenza per le donne. Noi uomini parteciperemo insieme, saremo un po' indietro, e noi davanti, le donne saranno davanti con questa conferenza. Ok? 1° maggio sarà questo giorno. Bisogna iscriversi, perché stiamo organizzando tutto il materiale didattico dove lavoreremo, passeremo la giornata, e quindi perché nessuno non abbia in mano il materiale ci vuole l'iscrizione, ok? Quindi cercate la Jessica, il Talis per iscriversi a questa giornata che sarà il 1° maggio e sarà a Firenze, ok? Faremo a Firenze, più vicino alla chiesa, ma è la nostra sede, e saremo anche là per imparare la parola di Dio. Una volta abbiamo fatto qua la conferenza, questa volta faremo là, e ci saranno anche i pastori di Albania, Germania, Portogallo e d'Italia, no? I pastori d'Italia, di Ancona, di Rimini, di Sicilia, della Sicilia ci saranno con noi. Che Dio ci benedica. Non so se c'è più altro da fare. No? Ok, mettiamoci in piedi e ringraziamo il Signore per questa sera nella sua presenza. Vorrei invitare a tutti a partecipare domenica 15. Lui non sa, non dite a lui che il 15 marzo sarà un culto di gratitudini qua. Noi saremo insieme
a fare il culto al Signore, e nel momento del culto noi faremo un ringraziamento a Dio per la vita del presbitero Thales. Lui non lo sa, non lo dire, sarà una sorpresa, ok? Amen? Quindi chi ha argento porti argento, chi ha ouro porti ouro, chi ha mira non è pronto per morire. Ma ognuno porti quello che desidera nel suo cuore di fare e di benedire il servo del Signore, volendo così una parola, un versetto, così sarà un momento di gratitudine, di condivisione insieme della vita del nostro presbitero. Amen? Seguiamo con Gesù, Federico. Adesso Pietro. Mi hai portato un altro per pregare, va bene, allora ho un impegno in più, ma questo impegno mi piace, perché vedere il Signore trasformare e fare è meraviglioso, è vero o no? Sì, gloria a Dio. Quindi ringraziamo il Signore. Dio benedica Glauco per la sua partecipazione, Dio benedica ognuno di noi, nel nome di Gesù. Padre, nel nome di Gesù siamo qua nella tua presenza e vogliamo ringraziarti di questa opportunità, del privilegio che ci dai di poter essere qui insieme per lodare e benedire il tuo santo nome. Grazie Signore di tutto quanto tu hai fatto fino adesso e di ciò che farai, Signore. Ti ringraziamo per la vita di ogni fratello. Oggi sentiamo l'assenza, Signore, di João, di Valdirene, di Ivanetti, e vogliamo pregarti, Signore, per la vita di Giuseppe, che tu possa assisterlo in quel letto, Signore, di ospedale, che tu possa, Signore, non visitarlo soltanto, ma che tu possa, Signore, guarirlo completamente di quella malattia per la tua gloria, perché tu sei onnipotente per mandare via tutte le infermità e liberarlo, Signore, di quella malattia, facendolo, Signore, venire a testimoniare la tua potenza sulla sua vita e sul suo corpo fisico. Nel nome di Gesù, Padre, ti prego che tu possa intervenire nella sua vita, nel suo corpo, nelle sue cellule, Signore, per la tua gloria. Continua con i miei fratelli, con la tua chiesa qua, con ognuno, Signore, con Pietro, che ho conosciuto oggi, con Federico, che è questo amico di un tempo. Ti ringraziamo, Signore, per la loro vita, ti ringraziamo anche per la vita di ognuno che è qui, Signore, che è arrivato per adorare il tuo nome. Ti prego di benedire ogni famiglia, di assistere ognuno, che possiamo restare saldi, perché il tuo giorno è vicino, Signore. Sappiamo che tu sei compassionevole e tu, Signore, tramite tante cose vuoi parlare con noi, parlare con il tuo popolo, parlare con tutte le persone, perché tu vuoi rivelarti alle persone, perché loro possano conoscerti da vicino, non da lontano, Signore, non da ascoltare, non soltanto da un polso, ma che possano vederti faccia a faccia. Signore, benedice i nostri bambini, i nostri fratelli, benedice, Signore, gli adolescenti, i giovani della tua casa. Ti prego, continua con ogni famiglia, continua con noi, che questa settimana, Signore, possiamo vedere le tue mani nelle piccole e nelle grandi cose, Signore. Ti prego che tu possa intervenire in ogni situazione che non è nel nostro controllo, ma continua essendo nel tuo controllo, perché, Signore, tu reggi i cieli, la terra e tutto ciò che è in essa, incluso noi, Signore. Ti preghiamo, continua a fare di più di quello che noi non possiamo, perché tu sei specialista in sorprese. Tu fai sorprese a ognuno di noi, Signore. Nel nome di Gesù ti prego, sia con noi, è questo che ti chiediamo. Amen e amen. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con tutti noi, oggi per sempre. Diciamo amen? Amen. Dio vi benedica, fratelli.